Tassa fino a 10 euro per stare a Venezia, anche solo per poche ore. Ieri è stata approvata a Roma e subito in Veneto si sono formati i partiti dei favorevoli e dei contrari. Tra i primi naturalmente i veneziani residenti, mentre nelle file dei secondi ci sono gli albergatori del litorale e diverse amministrazioni della città metropolitana. In mezzo ci sono i veneti dal lago di Garda al Tagliamento, passando per Treviso. Lei è da Treviso e a Venezia ci va per lavoro. Noi siamo trevigiani, cosa dobbiamo pagare la tassa pure noi? Ma guardi, questa è una delle cose che io volevo proporre. Se questa tassa effettivamente passerà, secondo me deve essere esclusivamente per i turisti e non per i residenti. Importante che a sottolineare la differenza sia il titolare del turismo del Veneto, ma c'è il problema di come evitare il balzello, visto che sarà applicato dei sostituti d'imposta, ovvero treni, autobus, taxi, insomma tutti quelli che turisti e non li portano a Venezia. Ecco allora dalla Regione già pronta la soluzione. Una carta Veneto per i veneti. Del resto noi abbiamo già la card Venezia, è una legge regionale che ha previsto questa card di mobilità di trasporti per tutti i residenti in Veneto. Per lo stesso motivo io penso che un qualsiasi cittadino veneto, dato che paga anche le tasse, abbia il diritto di potersi spostare in qualsiasi città del Veneto.